Siamo in compagnia di David Marchetti, produttore discografico friulano, originario di Codroipo. Benvenuto. Ciao a tutti. Vogliamo parlare della tua storia perché è una storia importante legata al mondo della musica. Tu hai avuto un'infanzia e un'adolescenza passata proprio con la grande passione per la musica, ma nel 1998 ti trasferisci a Roma, dove cominci a collaborare con delle importanti etichette discografiche. Addirittura, pensate, nel 2001, insieme a Marco Del Freo, il nostro David scrive la canzone Doppiamente Fragili, che, interpretata da Anna Tatangelo, vince il Festival di Sanremo, sezione giovani, nel 2002. È divenuto poi direttore artistico dell'etichetta CBS Italia, ma se ne separa presto e dal 2003 prosegue la sua carriera come discografico indipendente. Collabora con diversi artisti emergenti e realizza una compilation di nuovi talenti con Massimo Di Cataldo. Nel 2010 diventa protagonista di un talent, pensate, trasmesso su Sky in veste di produttore discografico. Nel 2012 firma un contratto di produzione discografica con Christian Imparato. Collabora con diversi artisti esteri e nel 2016 è consulente dell'artista Irama. Allora, io ho fatto davvero una biografia molto breve, ma la tua è una storia molto importante nel campo della musica, che comincia, come ho già accennato, da bambino. Hai cominciato a studiare la chitarra classica, sì, e poi anche a collaborare con diverse band. Come nasce questa tua passione per la musica? Dunque, allora, la mia passione per la musica nasce appunto fin da bambino. Ho iniziato a suonare la chitarra classica da bambino, ho proseguito intraprendendo anche lo studio della chitarra elettrica e essendo di Codroipo, insomma, provincia di Udine, ho cominciato a così suonare con le band locali, no? Come chitarrista solista, cantante, compositore. Avevo comunque già da bambino la capacità compositiva, ho cominciato a comporre i miei primi brani all'età di 10 anni e successivamente ho cominciato a seguire questa mia strada compositiva, pubblicando anche, diciamo, alcuni anni dopo anche un album da solista. Cosa succede? Che c'è una realtà, cioè quella di fare il cantante e comunque vivere con la musica, ma la zona friulana è una zona che offre delle opportunità basse, ecco, nel senso che il fulcro, specialmente anche in quegli anni dove non c'era la tecnologia, era riservato esclusivamente alle grosse città. Dunque mi sono trasferito a Roma e a Roma ho cominciato a lavorare appunto in questa etichetta discografica e da lì è nato il mio percorso discografico, che dura da tantissimi anni, insomma sono 26 anni che lavoro nella discografia. Ci sono dei risultati ottenuti a livello di autore, compositore, altri da discografico. È un'attività altalenante dal punto di vista, diciamo, del lavoro, perché ci sono dei cambiamenti sia a livello tecnologico che musicale. È un'attività che va diciamo seguita in tutte le maniere, anche aggiornandosi, però è un'attività che io comunque riesco a fare, nel senso non ce ne sono molti che fanno questo tipo di attività in maniera specifica e provenienti dalla regione, diciamo che sono una mosca rara, ecco. Ho citato prima dei nomi davvero molto importanti. Il tuo percorso è legato ad esempio ad Anna Tatangelo, con la tua canzone ha vinto Sanremo Giovani, Christian Imparato, Irama, insomma davvero artisti di grande calibro. Qual è l'artista con il quale sei riuscito ad entrare maggiormente in sintonia? Beh, allora diciamo che Anna Tatangelo è l'artista che mi ha dato la visibilità, è anche l'artista con la quale ho iniziato a farmi conoscere e diciamo che è conosciuta anche grazie al lavoro che è stato fatto su di lei da parte mia e della discografia. Dunque all'epoca mi sono accorto subito che aveva delle qualità canore indubbie, nel senso era molto giovane, di conseguenza abbiamo lavorato per costruire questa canzone, appunto, che successivamente ha vinto il festival. È chiaro che la partenza di un percorso di una persona
musica è importante, perché da lì si determina tutto il futuro. Dunque il mio nome, diciamo, è legato ad Anna Tatangelo come nome, diciamo, di talent scout principale, discografico e tutto il resto. Poi diciamo che negli anni ci siamo sentiti di meno, però comunque mantengo, per dire, non so, i rapporti col padre, e comunque insomma dappertutto io inizio nelle biografie con la sua biografia come nome, perché insomma sono stato il primo a lavorare in questo senso con lei. Dunque insomma, poi con tanti artisti sì, ho dei rapporti, ad esempio sì, è stato citato Irama, nel quale ho lavorato nel 2016 col team. Sì, sinceramente ho avuto dei rapporti per un po' di tempo, dopo insomma i rapporti sono calati, l'ho visto un paio di anni fa, così, però insomma il discorso è questo: gli artisti dopo, quando raggiungono la notorietà, cambiano anche profilo nei confronti dei primi talent scout, perché obiettivamente si rivolgono in altre fasce, no? Dunque, però insomma dentro di loro lo sanno benissimo, ecco. Dunque sì, poi ce ne sono tanti, cioè il discorso degli artisti è numericamente lungo. Dunque io ho citato questi due nomi perché sono due nomi molto conosciuti, però ce ne sono tanti, ecco, e ci sono anche tanti emergenti molto bravi, ecco. E dunque io cerco di portare avanti della musica che comunque ha qualità dal punto di vista artistico, e cerco anche di seguire fino a un certo limite le mode musicali di oggi, perché insomma la musica trap ha dei limiti dal mio punto di vista, perché quando diventa ossessiva con dei testi violenti, con dei riferimenti esclusivamente alla riccanza, come si dice, a me non va e non la seguo. Cioè, ci sono dei limiti proprio che non possono essere seguiti da me, poi ecco. Dunque io sinceramente, quando ho iniziato a fare musica e quando ho iniziato a fare discografico, dal mio punto di vista la qualità musicale era molto più alta. Adesso è calata perché obiettivamente la maggior parte delle persone, diciamo, possono cantare la trap anche non sapendo cantare, viste le metodologie tecnologiche che ci sono, e di conseguenza è calata anche l'impegno. Dunque la persona che diciamo deve cantare, deve suonare, deve comporre, deve seguire un percorso, diciamo, sia didattico che di tempo che di passione, insomma, seguire qualcosa che comunque richiede un sacrificio. Il trapper no, il trapper, diciamo, bene o male emula un altro trapper, non sa cantare, viene, diciamo, rimesso in riga tramite l'autotune. Spostiamoci nella nostra regione, visto che tu sei friulano. Parliamo quindi della musica in Friuli. Secondo te ci sono degli artisti interessanti nel nostro territorio, e cosa si potrebbe fare di più per loro, per farli emergere? Sì, allora diciamo a livello artistico ci sono degli artisti interessanti, però rimangono a casa, nel senso che hanno il carattere fondamentale del friulano è quello di non esporsi. Non esporsi, non fare un progetto, non investire nella musica, dunque fondamentalmente il friulano è sfavorito da questo, dunque sogna poco nel mondo artistico, è più concreto verso altre cose, e questa cosa non è ancora cambiata. Però insomma abbiamo avuto dei segnali da alcuni artisti friulani che hanno fatto delle cose, sinceramente sì, però se devo dire anche a livello istituzionale non sono mai stati favoriti gli artisti, cioè nel senso che la musica così a livello politico non ha mai voluto aiutare, sì, molto poco rispetto ad altre regioni, perché io ho collaborato con altre regioni per organizzazioni concorsi, per situazioni anche regionali, dunque il Friuli Venezia Giulia non favorisce gli artisti locali. Parliamo un po' del consiglio che quindi tu, come produttore musicale, con la tua esperienza puoi dare magari ad un giovane cantante friulano. Pensiamo ad esempio ad un ragazzo che vorrebbe emergere. Sento che sei stato un po' critico sulla musica moderna, però diciamo che comunque bisognerebbe anche un po' percorrerla per te. Sì, beh, certo, innanzitutto se una persona vuole fare musica nella vita, indipendentemente dalla qualità, deve cercare di costruire un progetto, dunque costruire delle canzoni, affidarsi, diciamo, a degli studi di registrazione e proporre a dei discografici. Oggi è molto più facile con internet,
però non pensare che insomma fare il cantante sia una cosa del tipo io sono molto bravo, arriva il produttore, investe 1 milione di euro su di me, cioè questi sono un po' quello che ci vuole far credere un po' il mainstream, però in realtà bisogna comunque investire sia del tempo che anche del denaro, sia per la didattica che diciamo per le registrazioni e tutto il resto, e dopo quando si ha un progetto allora a quel punto ci si può esporre. Non esistono solo i talent, perché i talent sono delle macchine che servono più alla televisione per incassare dei soldi, chiaramente normalmente per gli sponsor, ma non gliene frega niente degli artisti. Non è che un talent decide se uno è bravo o è più bravo, decide se gli interessa, è un programma televisivo, ecco, come un telefilm, è un cast di un telefilm, dunque Forse più gavetta e meno talent? più gavetta sicuramente, ma anche più tempo investito in generale, ma anche l'investimento, cioè voglio dire di per sé stesso, insomma quando inizi a suonare uno strumento, prima ti prendi uno strumento di un certo tipo, dopo migliori la qualità dello strumento, dopo ti prendi l'amplificatore, insomma e va fatta nella stessa maniera la musica, non è che tu un giorno ti svegli, fai tica, io sono bravo, investi su di me, non funziona così, ci vuole sacrificio come in tutte le cose, ecco. David, il tempo è tiranno, però un'ultima domanda te la voglio fare. Quali sono i tuoi progetti futuri? Ma i miei progetti futuri sono sempre quello di portare avanti artisti nuovi, come sto facendo, e più che progetti in questo momento io spero che la musica abbia un ritorno, un comeback al passato, dove ci possa emergere di nuovo la melodia nelle canzoni e diciamo che la trap abbia un cambiamento di mercato. Vabbè, io mi sono sbilanciato molto, ma non mi interessa sinceramente, dico quello che penso, perché alla fine il discorso della trap è talmente monotono che comunque le persone non so quanto riusciranno ad assorbirlo nel tempo. Dunque comunque il mio progetto è quello di continuare così e sperare anche insomma, scoprire dei talenti friulani, ecco, a questo punto, perché comunque insomma quelli che ci ho lavorato di più, che sono diventati più conosciuti, non erano del Friuli. E allora grazie a David Marchetti di essere stato con noi. Grazie a voi.